Amici di Sportisili, ben trovati a Pillole di Sessa, puntata numero 8 di questa nostra trasmissione dedicata al calciomercato di Palermo, Messina e Catania. Qui per voi, come sempre, Aldo Sessa che vi terrà compagnia in questo orario inusuale delle 15, ma naturalmente torneremo già dalla prossima settimana al nostro consueto orario. Puntata comunque ricca di diciamo sorprese, anche se ormai di sorprese non si può più parlare, visto quello che è successo negli ultimi giorni, partendo sin dal Palermo, perché sono stati giorni caldissimi in casa rosanero. Le dimissioni di Baldini hanno lasciato spiazzati un po' tutti nell'ambiente Palermo. Adesso riparte il casting per il nuovo allenatore. Nuovo allenatore che sarà scelto da una rosa di nomi, ma con un metodo ben preciso e particolare, di cui parleremo anche in questa puntata. Calciomercato naturalmente in questo momento un po' fermo in casa rosanero, non è così invece per le altre due siciliane, per il Messina che sta ultimando altri acquisti dopo quelli che aveva già chiuso all'inizio della settimana e che sono già stati protagonisti nella prima amichevole della stagione, e soprattutto per il Catania. Catania che ormai si appresta, a quanto pare, finalmente ad annunciare il prossimo allenatore. Scopriremo chi è durante questa puntata e anche i primi calciatori che dovrebbero arrivare a Catania subito dopo la conferma dopo l'iscrizione per il campionato di Serie D. Tutto questo e molto altro in questa puntata di Pillole di Sessa. Io vi ricordo di seguire il nostro sito www.sportisili.it per tenervi sempre aggiornati non solo sulle notizie di queste tre squadre, ma su tutto lo sport siciliano a 360 gradi. E naturalmente di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook, a Instagram, YouTube, dove troverete contemporaneamente a questa diretta la diretta di queste puntate e di tutte le altre puntate di Pillole di Sessa, e poi anche sul nostro canale Twitter. Cominciamo subito salutando i primi amici che ci mandano i messaggi sulla nostra diretta Facebook. Agostino Laimo parla subito di quello che è successo negli ultimi giorni. Il gruppo tanto decantato da Baldini inizia ad essere smantellato, ceduto Maronga alla Gelbison, tra l'altro una notizia, una di quelle che avremmo affrontato anche più avanti. Salutiamo gli amici di FPS, Forza Palermo sempre. Sempre Agostino Laimo dice: adesso la società pensa alle cessioni di chi ha firmato un anno, ad esempio Feoliano, Lancini, sempre componente del gruppo Baldini. Questo è uno dei temi caldi di queste giornate. Evidentemente c'è una discussione in corso in base a quello che sarà il gruppo che dovrà affrontare questo campionato di Serie B. In effetti molti giocatori sono stati sponsorizzati da Silvio Baldini, che però ha dato improvvisamente le dimissioni. Si è parlato di mancanza di centralità nel progetto, nonostante per loro stessa ammissione, sia quella delle dimissioni di Baldini che per quanto riguarda Renzo Castagnini, ulteriormente dimessosi insieme all'ex mister, entrambi non si sentivano più al centro del progetto, pur avendo partecipato in qualche maniera al calciomercato del Palermo. Tante polemiche sono scaturite anche dalla conferenza stampa di ieri. C'è di certo che il Palermo adesso ha circa un mese di tempo, anzi un mese esatto dalla fine del calciomercato, ma soprattutto 15 giorni poco prima, insomma, dell'inizio del campionato. Partiamo subito con quella che sarà proprio il casting per il nuovo allenatore del Palermo. È già partito il Totonomi per quanto riguarda i rosanero. Evidentemente c'è grande diciamo, attenzione a quello che sarà il nome del sostituto di Silvio Baldini, e naturalmente da alcune diciamo, fonti che noi abbiamo raccolto, ma analizzando quello che è anche un po' il metodo di lavoro del City Football Group. Oggi abbiamo pubblicato un interessante articolo che vi invitiamo a leggere, in cui si legge quelle che sono un pochino le modalità del City nella scelta dell'allenatore. E diciamo che il concetto è quello di una vera e propria posizione aperta, come un qualsiasi colloquio di lavoro, in cui l'allenatore viene prima selezionato attraverso un lungo scouting da parte
del City Football Group, con tanto di stili di gioco, diciamo, scelte tecniche prese e poi affrontate, diciamo, nel corso della propria carriera, e poi durante il colloquio una vera e propria esposizione di quello che potrebbe essere le modalità di lavoro all'interno del City Football Group. Diciamo, una scelta molto legata al mondo British, al mondo della Premier League, dove molte squadre scelgono i propri top manager e i propri allenatori proprio con queste modalità. Un racconto simile lo fece Ranieri, che lavorò al Leicester portandolo, come sapete, al titolo di campione d'Inghilterra, e non a caso probabilmente il nome di Ranieri è uno di quelli fortemente graditi alla società, insieme a quello che in questo momento è il nome, diciamo, in poll su altri, quello di Eugenio Corini. Attenzione a questo aspetto, ricordiamo che nelle ultime ore si è scatenato anche una rincorsa all'arrivo del nuovo allenatore del Palermo. Allo stato attuale non c'è una firma sui contratti di nessun allenatore, ci sono delle valutazioni aperte. In poll certamente ci sono i nomi che abbiamo appena detto, quelli di Eugenio Corini e di Claudio Ranieri, e ci sono però anche altri nomi legati sempre alle esperienze che hanno nel campionato di Serie B, come per esempio quelli di Luca D'Angelo, Leonardo Semplici e Roberto D'Aversa, che hanno già grandi esperienze nel campionato cadetto, lo hanno già disputato in più di un'occasione, in alcuni casi hanno anche ben figurato arrivando a vincere o comunque a ottenere le promozioni. Questo naturalmente li pone in una sorta di seconda fila ideale, alle spalle di cui ci sono due nomi che sono emersi nelle ultime ore, sono quelli di Beppe Iachini e Daniele De Rossi. Daniele De Rossi in realtà era uno di quelli, diciamo, emersi quasi nelle prime ore, ma sarebbe più un nome spendibile per il futuro o comunque per una squadra che è interessata a un nome giovane. In questo momento il Palermo starebbe facendo altri tipi di ragionamenti. Rimane sullo sfondo questa opzione, come rimane sullo sfondo l'opzione di Iachini, che in qualche maniera è un nome che si ripete soprattutto quando c'è una squadra di Serie B alla ricerca di un mister, e poi sappiamo qual è il legame molto forte con Palermo che si è instaurato con mister Iachini, che è il mister che ha guidato quella squadra nel 2013-14 portandola alla vittoria del campionato. Questi nomi sono sullo sfondo, ma nessuno, ribadiamo questo concetto, nessuno in questo momento è in pole position vera e propria, non ha ancora firmato, diciamo, per il Palermo. Ci sono dei nomi davanti a tutti, ma nessuno ha ancora la certezza di essere l'allenatore del Palermo. Andiamo a leggere ancora qualche altro commento da questo punto di vista. Ci fanno il nome di Andrea Azzoli e poi ci parlano anche di Ranieri. C'è chi piace D'Angelo. Davide Cardullo dice buona giornata per voi, dice che si sente tradito da Silvio Baldini, ed è un sentimento che è stato fortemente, diciamo, trasmesso dai social da molti tifosi, anzi altri invece sono invece solidali con mister Baldini. Il nome eventualmente del prossimo allenatore, ci chiedono quando potrebbe arrivare. Sicuramente non arriverà prima della partita con la Reggiana. Questo è abbastanza chiaro, anche in virtù della scelta fatta dalla società ieri di annunciare l'incarico ad interim, quindi provvisorio, dell'allenatore della primavera Di Benedetto e del direttore sportivo che sostituirà al momento Renzo Castagnini, che dovrebbe essere, sarà anzi Leandro Rinaudo. Ma su Rinaudo abbiamo raccolto alcune voci provenienti da fonti attendibili che potrebbero suggerire una permanenza di Leandro Rinaudo come direttore sportivo del Palermo. Ricordiamo che Rinaudo, sin dai primi momenti in cui è scoppiato un po' l'affaire Baldini e Castagnini,
e si è presentato sin da subito in sede e sono stati diversi i colloqui fatti in quelle giornate. Al momento l'incarico è temporaneo, ma nulla esclude il fatto che ci possa essere una permanenza di Rinaudo, anche perché è un nome fortemente gradito al Citigroup, che ha apprezzato il lavoro che ha fatto con la primavera del Palermo. Per quanto riguarda invece il calciomercato, inevitabilmente c'è un momento di stasi, ci sono state diverse ufficialità negli scorsi giorni, anche nel giorno delle dimissioni di Silvio Baldini. Le ultime in ordine temporale sono quelle del difensore centrale Ionut Nedelsearu e di Salvatore Elia, figlio di Firmino, ex giocatore tra l'altro del Palermo. Salvatore Elia, esterno d'attacco, che ormai si allenava in società con il Palermo, con i nuovi compagni già da una settimana circa, e ieri sono invece arrivate le ufficialità per quanto riguarda Matteo Stoppa e Marco Sala, anche loro già in città da qualche giorno. Notizia invece di oggi è proprio quella della cessione in prestito secco del difensore Boubacar Marong, che va appunto in prestito secco alla Gelbison fino alla fine del 2023. Ricordiamo che Marong ha anche il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Non ci sono al momento notizie di eventuali rinnovi, quindi è verosimile che alla fine dell'anno, almeno stando così alle cose, si possa concludere anche il rapporto con il rosanero. Questo è quello che riguarda al momento il mercato del Palermo, inevitabilmente rallentato dalla questione Baldini, Castagnini. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà mercato, ma come si è detto, evidentemente l'uscita di Baldini porterà anche delle cessioni che fino a questo momento sembravano impossibili. Anche qualcuno di quelli che ha ottenuto il rinnovo potrebbe lasciare Palermo, e da qui nei prossimi giorni sicuramente qualcosa emergerà. Da questo punto di vista preoccupa la visita fatta oggi da Nicola Valente in sede. Al momento non sembra si sia discusso di questioni legate alla cessione, ma ci può essere, diciamo, ci potranno essere delle novità in questo senso nei prossimi giorni, anche e soprattutto quando arriverà il prossimo allenatore, che ribadiamo dovrebbe arrivare dopo la partita di Coppa Italia contro la Reggiana. Ricordiamolo, giorno 31 luglio, ore 20:45. Passiamo invece al calcio messinese, al Messina che è in ritiro in quel di Roma. Ha già disputato poi anche la prima amichevole stagionale con il gruppo che in questo momento è in ritiro, 2-2 contro l'Unipomezia, squadra di eccellenza, con già diversi volti nuovi in campo per i giallorossi. Nella formazione emergono già i nomi di Berto, Filì e Angileri, che hanno composto il trio difensivo, ma anche quelli di Napoletano e Grillo e Catania e Piazza sugli esterni d'attacco, che hanno ben figurato. Tra l'altro Piazza è stato autore del 2-2 definitivo, ma ha esordito ieri anche quella che è in questo momento l'ultima ufficialità in casa Messina, l'esterno Versienti, ex Potenza, è arrivato in giallo-rosso ed è stato, scusate, ex Taranto, è arrivato già in giallo-rosso e è stato subito utilizzato nel 3-4-3 di Gaetano Oteri. Inoltre c'è da segnalare come il profilo di Diego Zuppelle, classe 2002 dello Spezia, sia già in ritiro con il Messina in attesa di ufficialità, e anche lui ha partecipato a questa amichevole ben figurando e giocando nel ruolo di punta centrale. Un po' fermo il mercato in uscita, una sola novità, quella di Gabriele Morelli, il terzino destro, che l'anno scorso non ha giocato tantissimo e che lascia il club giallorosso. Ultimo nome, quello di Riccardo Forte, in questo momento gioca nelle file del Casale, è una seconda punta che si può adattare anche ad ala sinistra, può giocare anche in alcuni casi come prima punta.
è un giocatore molto duttile che potrebbe tornare utile al calcio offensivo di Gaetano Auteri. Vedremo se nei prossimi giorni come evolverà la situazione, ma è un altro nome molto interessante. Ricordiamo anche gli arrivi, come si diceva l'altra volta, di Paolo Grillo, che ha già giocato nell'ultima amichevole, come diciamo prima, contro l'Uni Pomezia, e ci sono ancora nomi caldi dal punto di vista degli under che potrebbero tornare utili al Messina. In questo senso ci sono anche D'Andrea e Fontana Rosa, che sono altri due nomi spendibili per il calciomercato del Messina. Andiamo a leggere ancora qualche commento. Qualcuno parla di Pergolizzi come possibile nuovo allenatore del Palermo. Si chiede: ma le partite preliminari di Coppa Italia si possono vedere? No, ricordiamo che le partite di Coppa Italia del Palermo e di tutte le squadre di Serie C del turno preliminare non saranno visibili in TV e non saranno seguite da altre emittenti, quindi l'unica possibilità per poter, al momento almeno di clamorose novità, per poter seguire la partita è andare essenzialmente allo stadio Renzo Barbera per poter seguire la partita. Naturalmente potete seguire anche il nostro sito che seguirà live l'evento. Cercheremo di fornire una cronaca live dell'evento. Naturalmente vi rimandiamo a www.sportisili.it per tutti gli eventuali aggiornamenti. Per tornare invece alla questione di calciomercato, chi è in questo momento attivo assolutamente sul calciomercato è il Catania. Catania che, come si è detto, ormai è prossimo all'ufficialità dell'iscrizione al campionato di Serie D, è sicuramente molto attiva sul fronte allenatore e sul fronte giocatori. L'allenatore è una telenovela che ormai si trascina da almeno un paio di settimane, si sono susseguiti diversi nomi, diversi profili che sembravano in poll per poter diventare il prossimo allenatore dei rosso-azzurri. Al momento sembrerebbe veramente prossimo a ricevere l'incarico quello che è stato l'allenatore che di fatto ha portato in Serie C il Giuliano tra i professionisti. Stiamo parlando di Giovanni Ferraro, che ha un passato anche al Savoia, al Gragnano, l'Arzanese, la Casertana, ed è sicuramente un profilo emergente e che appunto col Giuliano ha centrato una clamorosa promozione in Serie C. Sembrerebbe addirittura, dalle ultime fonti che abbiamo raccolto, che il nuovo mister potrebbe essere annunciato già in questo fine settimana, e quindi Giovanni Ferraro diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Catania. Giovanni Ferraro potrebbe trovare al suo arrivo già alcuni profili, alcune bandiere storiche del calcio catanese. Si parla da giorni del ritorno di Francesco Lodi al Catania. È un nome ancora caldo, sembra veramente ormai alla portata del Catania. Ci sono tutte le volontà del giocatore di venire a Catania. Si aspetta di fatto l'ufficialità per poter ottenere un sì definitivo, ma il nome nuovo, l'ultimo nome della giornata è proprio quello di Litteri, ex attaccante della Triestina. Alcuni tifosi del Palermo lo ricorderanno perché è colui che segnò il gol del momentaneo 1-0 nei playoff, nella prima partita di ritorno, insomma, dei playoff. Gianluca Litteri, ex giocatore appunto di Triestina e Ternana, catanese di origine, di nascita, potrebbe in questo momento tornare al Catania anche in virtù del suo status di svincolato, che potrebbe attirare sicuramente il Catania e sceglierlo tra i profili di giocatori che hanno già esperienza nel campionato
di Serie C e quindi essere uno di quelli che ha già grande esperienza per il nuovo Catania. Ma non sono solo questi i nomi in questo momento in ballo, ci sono altri giocatori ex prodotti del giovanile del Catania che interessano fortemente i rossaazzurri. Due su tutti sono i nomi di Francesco Rapisarda e Orazio Pannitteri. Rapisarda, anche lui ex giocatore della Triestina, in questo momento svincolato, ha offerte importanti sia dalla Serie C, soprattutto dal Trento, sia in Serie D, ma una possibile chiamata dal Catania potrebbe sparigliare le carte in tavola. Sembrerebbe ci siano stati già dei contatti e in questo senso Rapisarda potrebbe rappresentare un altro tassello d'esperienza per quanto riguarda il Catania, affiancato però a dei giovani che sono essenziali all'interno delle formazioni di Serie D. Ricordiamo il vincolo di 4 under in campo obbligatoriamente per tutti i 90 minuti in Serie D, ed è per questo che si starebbe valutando il profilo di Orazio Pannitteri, attaccante appena svincolatosi dalla Fermana. È un attaccante che ha anche in questo caso diverse richieste dalla Serie C, anche in virtù della buona stagione che ha realizzato, 10 gol per lui con la maglia della Fermana. Anche lui di origine catanese e prodotto delle giovanili del Catania. Avrebbero anche in questo caso i dirigenti del Catania avuto un primo contatto con l'entourage del giocatore e sembrerebbe molto interessato all'offerta dei rossoazzurri. Ultimi due nomi, uno su tutti quello di Salvatore Maltese, ex Licata e nell'ultima stagione a Trapani, che avrebbe già invece detto sì ai rossoazzurri e che sarebbe pronto alla firma, in questo caso una volta ufficializzata l'iscrizione dei rossoazzurri in Serie D. E poi quello di Filippo Lorenzini, già lo scorso anno a Catania, potrebbe essere un altro profilo interessante. Gli ultimi due nomi che sono emersi invece proprio nelle ultime ore sono quelli di altri due ex rossazzurri, un altro giocatore che tra l'altro ha giocato l'anno scorso in Serie D, quello di Giulio Frisenna, centrocampista dell'Icata, che è stato anche compagno di squadra di Maltese, e quello di Simone Pino, giovane tesserabile per i rossazzurri, in questo momento svincolato. Questi naturalmente potrebbero andare a comporre quella rosa di 22-23 giocatori in un mix di esperienza e gioventù, come aveva sottolineato Grella qualche giorno fa, e che saranno la base per portare di nuovo il Catania a essere competitivo e tornare il più presto possibile nel calcio professionistico. Andiamo a vedere ancora qualche commento prima della chiusura di questa puntata in un orario, come dicevamo, un po' inusuale. Ricordiamo che dalla prossima settimana torneremo al consueto orario delle 18. Giuseppe Fontana della passata stagione, Terrei, Massolo, Marconi, Lancini, Buttaro, Damiani, Luperini e Valente, ovviamente oltre confermati Brunori e Soleri. Il resto non lo ritengo all'altezza della categoria. Ci sono anche altri commenti sulla partita sulla Reggiana. Ci chiedono ancora chi dovrebbe essere l'allenatore del Palermo. Ribadiamo il concetto: ancora non c'è una scelta, ma ci sono due nomi che si stanno sicuramente ponendo su degli altri, che sono quelli di Eugenio Corini e Claudio Ranieri, ma non c'è ancora nessuna firma da parte di questi profili. Leggiamo quella che è la breaking news che vedete apparire qui in sovraimpressione dal Catania. Piace il portiere del 2003 Pietro Passador del Pordenone e rientrerebbe nella composizione della rosa giovani obbligatori per quanto riguarda la Serie D. È uno dei profili che si sta vagliando per comporre quella che sarà la rosa del Catania. Salutiamo Marco Fontana e Giuseppe Fontana e ribadiamo tutti gli amici di FPS. Ci chiedono sempre, Alessio Alfano ci chiede se entro lunedì si potrebbe sapere qualcosa del nuovo allenatore. Ribadiamo, sicuramente dopo la partita di Coppa Italia dovrebbe arrivare il nome del nuovo tecnico, ma
il Citigroup sta vagliando in questi giorni il nome adatto per il futuro del Palermo. È verosimile che già a ridosso, il giorno dopo, probabilmente la fine della partita di Coppa Italia, poi contro la Reggiana per il Palermo, si dovrà individuare e si individuerà probabilmente il prossimo profilo, il prossimo allenatore del Palermo. Bene, non ci resta adesso che salutarci. Io vi ricordo il prossimo appuntamento martedì alle ore 18. Vi invito a seguire il nostro sito www.sportisili.it per ricevere tutte quelle che sono le ultime novità sul mondo dello sport siciliano. Vi invito a mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook, ai nostri altri social, YouTube, Twitter, Instagram, e non mi resta a questo punto che salutarvi e ringraziarvi e vi invito a vederci per la prossima puntata.